continuano le nostre serate del Chiostro dei Poeti e stasera abbiamo come ospiti l'associazione Gervasio Bellinato, Poeti in Lingua Italiana di Legnago, l'associazione Gervasio Bellinato. Abbiamo qui la Presidente che ci esporrà le motivazioni della sua associazione. Ecco, mi chiamo Franca Isola Ramazzotto e questa associazione è nata nel 2003 su mia richiesta, insomma, comunque l'ho fondata io e l'ho fondata perché facendo la Presidente anche dell'associazione del Club dei Poeti Dialettali, sempre di Legnago, insomma qualcuno praticamente aveva intenzione di scrivere anche in italiano e così ho fondato questa associazione. Andiamo a leggere le nostre poesie nei teatri, nelle scuole e anche insomma nelle case di riposo dove ci richiedono e quindi andiamo sempre avanti, perciò speriamo che insomma abbia ancora tanto da vivere questa poesia, perché la poesia è molto importante. La poesia è come la musica che spolvera l'anima e quindi si cerca di tirare avanti, anche perché il mondo ha bisogno di poesia, perciò andiamo avanti. E ringrazio appunto la Pianura, che ci ha invitati e speriamo di ritrovarci ancora. Grazie. Grazie a voi. Poeti. Abbiamo chi ci segue assiduamente, l'assessore Guidotti, l'assessore allo sport. Vorrei che ci dicesse qualcosa su questa serata. La ringrazio, volevo portarvi tanto i saluti da parte mia e dell'amministrazione, volevo complimentarmi per la realizzazione anche di questa splendida serata, perché c'erano delle persone veramente valide che hanno fatto parte e dato vita a questa serata, come l'associazione in lingua italiana e poesia di Legnago, nonché l'associazione dei giovani poeti, ecco, Fiamma Brucia. Complimenti, perché comunque penso che portare avanti tutte queste iniziative e idee non sia facile, anche specialmente in questo momento, però se non ci fossero le persone valide come la Pianura e nonché anche le associazioni che vengono qui venerdì sera, tutto ciò non sarebbe possibile. Grazie, bravi, complimenti e continuate così. Buona serata. Di questa serata del Chiostro dei Poeti abbiamo sia come presenza fisica sia con le sue opere, con le sue sculture, l'artista Sergio Franzoni, del quale abbiamo potuto apprezzare anche alla mostra di Legnago le opere esposte, che stasera ci racconterà un po' delle sue opere sia qui sia nella mostra dell'ospedale e forse quelle future, che anche quelle future, certo. Grazie, sì. No, tante opere sono in giro e tante sono anche in cantiere, ecco. Diciamo, certo, sì. E quelle saranno forse le future più celebri, ecco, diciamo. Perché naturalmente lavora sempre, quindi ecco, le opere in cantiere sono sempre quelle che non si conoscono, ecco, sì, appunto, saranno apprezzate. ma forse adesso col passare di qualche, dopo le feste, diciamo, sì, quando ci rimetteremo a lavorare veramente, allora ecco che naturalmente le opere andranno finite e di conseguenza daranno anche molte soddisfazioni. C'è in costruzione anche il Torione, no? Il Torione... O è un segreto? No, no, non è un segreto, è in costruzione, anzi a buon punto. Penso che non farò in tempo per le feste proprio veramente, cioè di fine anno, terminarlo, ma comunque col prossimo anno sarà il primo a uscire dal cantiere, ecco, diciamo, ed essere esposto. Aspettiamo di apprezzare queste opere. Intanto vi ricordo che Sergio Franzoni, con le sue sculture e con le sue opere d'arte, è l'unico artista al mondo che costruisce violini in lamiera, che suonano davvero, però mica per scherzo. Aspettiamo di vedere anche il Torione esposto. Grazie a Sergio Franzoni. Grazie a voi, grazie.